Questa mattina c'è stato un evento molto importante, molto significativo ad Albarella, comune di Rosolina, per la presentazione, l'inaugurazione della Golletta Cattolica. Si tratta di un bialvero a vela, addirittura del 1936, che è stato completamente restaurato. E questo è un'imbarcazione, una nave in realtà storica, in quanto oltre appunto ad avere questa, diciamo, questa realizzazione così di là con gli anni, nel 93 era stata rilevata da Legambiente ed era rimasta impegnata per 25 anni per attività del terzo settore ed è protagonista delle campagne estive di Golletta Verde. Ma non si tratta solo, diciamo, del restauro, che comunque è significativo perché, come i relatori hanno spiegato nei vari interventi che si sono susseguiti, si tratta del recupero di un'opera storica italiana, quanto che l'importanza di un progetto interministeriale dove ci sono ben 4 enti che hanno partecipato, tra cui l'ente parco Delta del Po, l'Università di Padova, la Cassa di risparmio di Padova Rovigo e appunto Legambiente. Infatti negli interventi che sono susseguiti, tra cui alcuni rappresentanti istituzionali dei comuni lì di Rosolina, tra cui lo stesso sindaco del comune di Rosolina, ci sono stati appunto gli interventi del sindaco di Loreo, nonché presidente dell'ente parco, della dottoressa Francesca D'Apporto, delegata dall'Università di Padova, del presidente della Cassa di risparmio di Padova Rovigo Gilberto Morano e del presidente di Lega Ambiente Nazionale Stefano Ciafani. Ecco, questi hanno sottolineato l'importanza di questo progetto, che ripeto non è solo un fatto di, diciamo così, di restaurare una bella barca storica italiana, ma il fatto che è legata a una serie di utilizzi diciamo scientifici, tanto è vero che sono già pronti una serie di progetti scientifici, tra cui Life Dolphin, Poseidone, il progetto di Afonia, One Blue e Shore, in pratica, che troverete nel testo il dettaglio delle varie, diciamo, queste importanti attività che servono appunto per la salvaguardia dell'ambiente marino e insomma per la tutela dell'ambiente in generale. E ha concluso la cerimonia il presidente Zaia, che come al solito ha veramente animato la platea sia di soggetti istituzionali, c'erano anche l'assessore regionale Corazzari e anche un altro assessore regionale, c'erano anche rappresentanti del comune di Chioggia, la vice sindaco Elena Zennaro e l'assessore Serena De Perini. Scusate se magari dimentico qualcuno, ma comunque c'erano tante, nell'elenco troverete tutto. E comunque il presidente Zaia è arrivato alla pancia di tutti, ricordando, praticamente complimentandosi con quelli di Legambiente, ricordando che 40 anni fa, perché stiamo parlando di questo percorso, quando quelli di Legambiente promuovevano la sostenibilità, erano definiti, cito testualmente le parole del presidente Zaia, dei rompiballe. Però grazie a queste loro iniziative hanno portato ad arrivare nel pensare comune che tutto quanto deve essere realizzato, diciamo, sempre con rispetto dell'ambiente, e quindi, diciamo, è diventato un prerequisito a tutto. Quindi veramente un complimento a quelli di Legambiente e a questa continuazione della Golletta Lab, che appunto approdando sul Delta del Po diventerà un valido ed efficace strumento per la qualità dell'ambiente, che non è solo un discorso così generale, ma è anche legato molto anche all'economia, e come ha ricordato lo stesso presidente Luca Zaia, di quanto è importante la salvaguardia dell'ambiente e della natura, ma anche non solo, diciamo, perché i veneti ne possano usufruire, ma per i milioni di turisti, ma anche per i milioni di turisti che arrivano, e ricordiamo che il turismo è la prima attività economica del Veneto. Troverete tutti gli interventi nel link in descrizione, e quindi buona fruizione. Avevamo anche pubblicato l'intera diretta questa mattina.
Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.